Sì, sì, siamo partiti, caldo. Però abbiamo finito in anticipo. Sì. Abbiamo finito quando iniziava l'ultima i 9 dei centri estive. Take your mark. Pizzini che fa stile libero. Se bei ma non trasparenti. Come ieri. Sempre belli, sempre belli. Poi Salvatore sia stato Sembra libertà, nella scena. ma sembra lamentarsi, maroni. Meno male che avete spostato. Meno male che avete spostato Rocco. Rocche? No, sta lavorando. 225. Beh, ieri quanto avete stato ieri? 2,72. Una bella botta, eh? Sì, però oggi non avevi i 400. Già, qualcosa in meno. Abbiamo 100 e 100. 5.000. Anche se nessuno insomma anche se 3.000 e 5.000. Io ricordo sempre la presenza del Pro Shop lato Virate Corsia numero 1, stand nel quale potete acquistare prodotti del nuoto di ogni tipo, il nostro stand presente qui a Treviso, lato Virate Corsia numero 1. L'abbiamo ricordato anche nella presentazione, il sito di riferimento www.finveneto.org, sito sul quale potete trovare risultati in tempo reale, e poi il grande servizio che mette a disposizione la Sightland, ovvero il servizio streaming per seguire live le gare del programma di questa seconda edizione Treviso Swim Cup. Siamo alle fasi conclusive di questa ottava serie femminile esordienti A dei 200 stile libero. Se la giudica dalla corsia numero 2 Elisa De Faver in 2:27:61. Naturalmente i tempi al tocco sono sempre ufficiosi, necessitano della conferma da parte dei giudici. Invito le atlete a rimanere in acqua al termine della propria prova per consentire la partenza successiva, che sarà la settima serie.